sapere, non avevo paura, io te leggo sulla verità. C'è sta una guagliona, canto coro suoi te può tenere, te va bene vera e continua a chiagnere per te, e te va bene lontana, te per ogni giorno sta contenta così, e poi più neri capire, più scura sta bella non si va innamorare, perché facesse una guerra ma non ho papà, s'appiccia cassa comune per stare insieme a te, ma forse è tutto sbagliato, e l'ha sempre evitata, e se poteva innamorare. Io ti pensiero perché mi fa male a te pensare, per restare un suono e fammi dormire non mi scedere. Porta da paura che mi piglia quando passa qua, non esiste amore che si sceglie nazionalità, e te va bene lontana, te per ogni giorno sta contenta così, e poi più neri capire, più scura sta bella non si può innamorare, perché facesse una guerra ma non ho papà, s'appiccia cassa comune per stare insieme a te, ma forse è tutto sbagliato, e l'ha sempre evitata, che se poteva innamorare. Stiennami una mano, io ti dico quella che sapevo, non aveva paura, io ti leggo sulla verità, perché facesse la guerra ma non ho papà, s'appiccia cassa comune per stare insieme a te, ma forse è tutto sbagliato, e l'ha sempre evitata, e se poteva innamorare. Grazie, grazie. E ci ritroviamo ancora una volta in diretta alla notte degli Oscar. Grande puntatone, come ogni settimana. Questa sera invece diciamo che è una serata un po' particolare, una serata speciale, perché parliamo di un'attrice che dovrà arrivare. Un'attrice di teatro e di cinema, per cui noi abbiamo un curriculum di questa artista all'infinito. Lei ha tanto da raccontarci, ha tanto da farci vedere e da ascoltare, e si racconterà, come ogni ospite, al nostro pubblico si racconterà. Gli faremo delle domande, lei ci risponderà. Segno zodiacale Scorpione, però l'età non la diciamo, perché neanche la mia, vi dico sinceramente, che ve ne importa a voi l'età, che vi interessa. È una grande attrice. Beh, andiamo avanti con il programma. Buonasera a tutti. Sapete che io aspetto i vostri messaggi per sapere da voi, insomma, qual è la canzone che volete ascoltare, i complimenti sicuramente che farete alla nostra ospite, ma io dico pure il nome della nostra ospite, sì, perché c'è stata una grande pubblicità su Facebook. È la Grande Maria del Monte. In sovraimpressione usciranno i numeri dove
È possibile mandare dei messaggi, perché voi sapete che per dare spazio all'ospite non facciamo le dirette. No, non facciamo le solite cose con le dirette. Riceviamo soltanto dei messaggi e li leggeremo qui in diretta. Ci sarà la nostra Imma per quanto riguarda leggere i messaggi. Io vorrei ringraziare Don Vittorio, voglio ringraziare la signora Anna e Lian, il nostro Massimo, i titolari di questa magnifica emittente e tutti gli addetti ai lavori, i cameraman che sono grandi professionisti, che dico sempre che con le loro telecamere vanno nei dettagli e questo è molto importante. Beh, dopo aver detto ciò, volevo salutare quelle persone che stanno sempre lì ogni settimana, il gruppo Oscar, Adele di Ischia con Lucia, Enza ed Enzo, e la nostra principessa di Facebook, e poi andremo avanti con gli altri saluti, in particolare la mia amica Paola Dolce. Andiamo con la prossima canzone, andiamo con O Treno Rosolo. Una valigia, un biglietto e vai a cercare fortuna a un'altra città, mentre piagne questo cuore o treno corre non ha pietà. Corre non ha pietà, ma chi sto treno a dove mi pare già un secolo e sto lontana a Napoli, ma chi sto treno perché non si è fermato a Napoli, non si è fermato là. O chiamano così, treno rosolo, ma chi stia treno da malinconia, a tu si aspetta qualche galleria per asciugare una lacrima in lo scuro. A Napoli, non si è fermata là. Lo chiamano così, treno rosolo, ma chi sa, che stiamo treno la malinconia, a dove aspetto qualche galleria per asciugare una lacrima in lo scuro. Ma chi sto treno a dove? Paese a dove? A Torino, io vado a Milano, sai, pure io ci ho lasciato a mamma mia. Buona fortuna paesano, pure a te. Buona fortuna paesano, buona fortuna.
grande serata di sorprese, perché ci saranno delle sorprese per quest'ospite esageratamente esageroso. È una donna che ha un curriculum, non possiamo inquadrare già da adesso, ecco, inquadriamo. Questa qui era andata a terra, la rimettiamo qua, ecco qua. Voi non sapete questi personaggi chi sono, poi verrà lei e racconterà, insomma, si racconterà e racconterà di tutti questi grandi personaggi che lei ha conosciuto. Allora andiamo con la prossima canzone, benissimo, la canzone che io presentai al Festival di Napoli su Rete 4, dove ci fu quella grande collaborazione di quel grande personaggio del teatro e della canzone napoletana, e parliamo di Mario Merola. Prego. Pronta Maria, so papà, ti voglio fare gli auguri figlia mia, e che pavassa per guardare in dall'occhio, come quando mi guardaste la prima volta, tu stivi arraugliata in tuo sciallo per regrare in una chiesa, abbandonata, e io ti portai con me, e ti ho detto nome mia, sono passata 20 anni Maria, e oggi tu vai a sposare. E io che sto lontana, dopo all'altare non ti posso accompagnare. Marinda che se vai a te, vicino a me, caro papà. Goppa all'altare, quando giura innanzi a Dio, mi ha coraggio, mentre cagna vita mia. Non mi si batte, mai mi sento figlia a te. Nessuno è più importante che è proprio tu, non può mancare. Senza paura ne cresciuto in tasti braccia, c'è stivo tu, si infondeva questa faccia, sacrificando la vita tua per sta con me. Se tu No, non piangere figlia mia, asciuttati si lacrime, o sai che mi fa male a te sentire così. Cai pure lontana, co cuore stonga sempre a fianco a te. Marinda che se voglia a te, vicino a me, caro papà. Senza paura mi cresciuto in tasti braccia, c'è stivo tu, si infondeva questa faccia, sacrificando la vita tua per sta con me. Se tu auguri figlia mia, e che Dio ti accompagna. mai vai a te, papà. Grazie. Io vado velocemente con le canzoni perché poi arriverà il momento dell'ospite, per cui dedicheremo una buona parte all'ospite questa trasmissione. E volevo ringraziare Antonio Ottaiano per la trasmissione della settimana scorsa, che ho avuto tanti di quei messaggi e telefonate, insomma, che hanno detto che è stata proprio una bella puntata. Ma io credo che ogni trasmissione è a sé, e perché viene fuori proprio la bellezza di questa trasmissione, proprio dovuto all'ospite tutto ciò. Noi facciamo quello che possiamo. Allora andiamo con la prossima canzone. Benissimo, e poi mi dite quando è il momento che arriva l'ospite, quando arriverà. Ok, benissimo. La canzone è O sordata innamorata.
Grazie. Stai lontana da sto cuore e a te volo co pensieri. Niente voglia e niente spero che tenerti sempre a fianco a me. Sei sicura che sta amore come sono sicura di te. Oi vita mia, oi coro, e che sto coro, sei stato o primo amore, o prima l'ultimo ma sarà per me. Quando la notte non ti vega, non ti senti in sti braccia, non ti passa che sta faccia e non ti stringe forte un braccio a me. Ma scetanne ma sto suono ma fa chiagno perché oi vita mia, oi coro e che sto coro, sei stato o primo amore, o prima l'ultimo sarai per me. Scrive sempre sta contento, io non penso che a te solo, lo pensiero mi consola, che tu pensi solamente a me. A più belle tutto è belle, non è mai più belle di te. Oi vita mia, oi coro e chi sto coro, sei stato o primo amore, io prima e l'ultimo sarai per me. Oi vita mia, oi coro e chi sto coro, sei stato o primo amore, o prima l'ultimo ma sarai per me. Scrive sempre sta contento e non pensa che a te solo, lo pensiero mi consola, che tu pensi solamente a me. A me che me ne importa, a me che me ne fotto. Questa frase non mi è nuova e sono felice che sia stata ripresa da Cinzia Oscar, una donna da Oscar oltre che una artista che mi ama e che io amo moltissimo. Mi fa piacere presentarvi questa novità, questa cosa straordinaria che ha creato Nello Pennino per Cinzia Oscar, un'attrice possiamo dire, perché ha superato il ruolo di cantante e in questo video interpreta Napoli in tutte le sue sfaccettature, la Napoli vera, quella insomma che sta dentro Napoli. È un gruppo di persone straordinarie, il ritmo è bellissimo, insomma, come avessi voluto fare sta canzone, però mi è stata dedicata perché il solo fatto di citare la mia ambiguità, a me che me ne importa, a me che me ne fotta, ma a me che me ne importa, a me che me ne fotta.
la docciami, tu c'hai... vabbè, hai ragione tu. Oggi ci sono! O tempo mi mettere sta collana e scendo così. Ma poi andiamo a spettacolo! Ci hanno fatto roce stamattina. Oh sì, hanno fatto male, oh sì! No, ma ci ho fatto niente. Wow, sì, come sta la bella, mamma mia! E guarda qua, non mi pare Clementina. Totò, ma che non a farsi scemo? Oh sì, guarda, scusa, guarda, mi sa, era la fine! E di cazzaretta? Oh ma non l'hai vista l'etichetta? I caso figlio paese e canzone, non sono d'accordo con sti contaminazione. Ora è più pop che parola napolegna, ormai una moda perché io popolo so Cagna nei tempi, tu solamente non sei contenta. Allora senti che si parola, noi non parliamo solo d'amore. Napoli è bella, Napoli è amara, teniamo solo, teniamo mare. Tu l'hai lasciata, ma tu stai, ma non già stamattina è Ja me che me ne importa, ja me che me ne fotte, ja me che me ne importa, ja me che me ne fotte, ja me che me ne importa, ja me che me ne fotte, ja me che me ne importa, ja me che me ne fotte. come te la già dica non è cosa. Che le non è per te, che le non pensa. Evviva il rap, evviva il pop, a due parole non so mai troppo. 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8. Facciamo sound per fa burdella, ma sono voluto sti tempo bella. Non siamo nuovo, non siamo trash, o tempo non sono burdella. Ja me che me ne importa, ja me che me ne fotte, ja me che me ne importa, ja me che me ne fotte, ja me che me ne importa, ja me che me ne fotte, ja me che me ne importa, ja me che me ne fotte. Vaga distrattamente abbandonata. Ha cantato 1000 canzoni, dinda voce già mi suo cuore. Non mi appartiene sto cambiamento, cante storie con sentimenti. Ma tu che dici, tu che ti sbatto come una cagna, che me ne importa? Io ti combatto ma non mi arrendo. Tu veramente stai facendo? Ja me che me ne importa, ja me che me ne fotte, ja me che me ne importa, ja me che me ne fotte, ja me che me ne importa, ja me che me ne fotte, ja me che me ne importa, ja me che me ne fotte. A tu pastino grano, grano cresce, riesce o non riesce, sempre grano che cresce. Questa è la mano una grande artista, facciamo pace, non faccio azzista. Cantiamo insieme questa canzone, la vecchia nuova generazione. Ma chiama vecchi, ma non stai buoni, sono che giovanari in diavolo. Ya balla e canta con mano a voto, o tempo a me non mi ha cambiato. Ja me che me ne importa, ja me che me ne fotte, ja me che me ne importa, ja me che me ne fotte, ja me che me ne importa, ja me che me ne fotte, ja me che me ne importa, ja me che me ne fotte. Se lasci bene ci siamo male, non ci va male. Mi è piaciuto? A me assai. Se lasci bene ci siamo male, non ci va male. E ci ritroviamo in diretta, sì, quest'ospite tanto atteso da oramai, insomma, la tecnologia, ragazzi, va avanti, ma funziona Facebook
e Facebook ci sono state tante di quelle persone che aspettavano questa serata. È arrivato il momento. Voglio dire delle cosucce però, prima di dire il nome. Purtroppo sì. Devo indossare gli occhiali. Allora, è nata a Napoli, è napoletana. Il 24 ottobre è Scorpione. Inizia da giovanissima a recitare, interpretando ruoli da caratterista. Voi non sapete caratterista che significa, ve lo spiego io. È molto raro trovare un'attrice caratterista in teatro, molto, al cinema e in teatro. Nel 1964 incide con la collaborazione di Beniamino Maggio, Trottolino e Pietro De Vico e Lino Crispo nelle scenette comiche su 45 giri e altro, poi spiegherà lei. E poi nel 76 partecipa alla registrazione del disco con Mario Trevi e poi ancora debutta nel film nel 79 di Mario Bianchi, Napoli, storia d'amore, e tante altre cose che ci spiegherà lei. Signori, Maria Del Monte. Grazie. È una parola. Allora. Ti vuoi accomodare nel frattempo? Ti vuoi accomodare nel frattempo? No, lo devo dire all'impiedi. All'impiedi. Allora, questa trasmissione si chiama La notte degli Oscar. Logicamente nessuno più di te la poteva fare, visto che tu ti chiami Cinzia Oscar. Allora, però dobbiamo incominciare bene, perché se cominciamo che li facciamo piangere non è bello. Vabbè. Allora io... Ma dovevo piangere, perché mi dovevo commuovere. E perché anch'io. Ci tenevo tanto a te. Anch'io. Quindi io ti do questa luce. Questa luce. Perché? E perché questa luce, per quello come la penso io, è la luce dei tuoi occhi che quando canti, quando reciti, trasmetti tanto amore e tanta passione. Grazie. Grazie. E mamma posso aspettare? Aspettiamoci. Ecco qua. Mamma mia, che faticati. Cara Maria. Però non mi ha portato il fazzoletto. Manchi. E non potremmo fare come la trasmissione. No, non hai capito, perché c'è una trasmissione da De Filippo, no? Se tu ci fai caso, c'è posta per te. Certo.
i vega lacrime come o mare proprio. Zafun. Però nessuno mai tiene un fazzoletto, tutto così si È asciutta. vero. È vero? È vero. Io penso che È stasera vero. facciamo la stessa È vero. fine. Dipende da te perché tu ti devi raccontare al nostro pubblico. Perché hai tante cose da raccontare, da dire. Allora, iniziamo da qui. In che anno nasce Maria del Monte, artisticamente Allora, parlando? Maria del Monte nasce come artista a 5 anni e mezzo, Piccerelli. con uno spettacolo all'epoca che presentava il grande Nunzio Filogamo. Amici vicini e lontani. Buonasera, che molti ricordano, ma Sì. non i giovani, logicamente. E cominciai così, cantando, facendo le macchiette comiche. Sì. Però la cosa strana, sa qual è? Che se io dovessi raccontare tutto il fatto, qua non ce ne abbiamo No. più, perché siccome il mio papà al Teatro Tarsia, attualmente Teatro Bracco, no? Faceva il direttore delle maschere e noi eravamo piccoline, 3 sorelle di noi, io e mia sorella Giuseppina e mia sorella Anna, che andavamo a vedere tutti gli spettacoli, logicamente perché non pagava, ma Certo. a un certo punto io all'improvviso, che stavamo seduti in prima fila, io dissi così, come se niente fosse: signor Filogamo, salì coppa scaletta, voglio cantare pure io, ma proprio come dico a te. Lui mi guardò e disse: non ho capito, vorrei cantare pure io, era tantella, no? Che poi non è che sono cresciuta assai maghi. comunque. E niente, disse: ma come canti? Quella era uno spettacolo che si chiamava Il microfono è vostro. Logicamente all'epoca tu non te lo ricorderai perché sei molto più giovane di me. E allora si doveva scrivere, no? Ogni artista, ogni personaggio si scriveva per partecipare a questo spettacolo. Disse: tu non puoi cantare perché non sei un'iscritta. E poi secondo me disse: ma tu poi vuoi cantare, ma che vorresti cantare? E io dicette a Litoranie, una canzone di Furio Rendine, Sì. non so se te Sì, la ricordi. Sì. Disse: va bene, allora facciamo così, io ti faccio venire, però se tu domani mattina presto vieni, c'è il maestro, il pianista, ci fai sentire la canzone, se la può fare io ti prometto che ti faccio cantare. Bene. Siccome lì era il mio quartiere, perché io sono nata a Tarsia, allora sai, tutto il pubblico era logicamente il mio quartiere, incominciarono a urlare: sì, certo, sì, se sì, ne va a feci crack. questo per 3 giorni, cantai per 3 giorni, il terzo giorno non potetti vincere il primo premio perché logicamente non ero un'iscritta, Ah. però il grande Nunzio Filogamo dice: questo è un regalo che ti faccio io, mi regalò una medaglina d'oro che ci ho ancora conservato. Bello. E poi all'epoca c'erano le torte gigantesche con i famosi soavi, la mozzarella, Sì. gelato al cioccolato, e 40 soavi, non ti dico. Quando tornai a casa tutto vi cavallino a tarsi a si mangiare gelato e torto. E qui parte l'applauso dalla nostra qui- regia. Ecco che abbiamo raccontato l'inizio della tua carriera. Ma siccome noi abbiamo tanto da E raccontare, così nasce Maria del Monte. così nasce Maria del Monte. Tu sai, infatti tu sai che adesso andranno delle foto che tu dovrai commentare Ah, e sì. raccontarci. Ah, vicino al Ah, pianoforte. quindi ci dobbiamo allora, alzare? avviciniamoci là, sì. Ok. Ok. Questo è il famoso Lino Crispo che molti conoscono. Sì. Aspetta, però. No, sta mandando una alla volta o tutti insieme? Una alla volta. Ah, ecco Tu qua. le Allora, indichi e loro le inquadrano. queste sono le famose sceneggiate che si facevano all'epoca e c'è ancora qualche attore che lo fa anche adesso, Sì. poi dopo ne parleremo. E quindi una delle sceneggiate con Lino Crispi era proprio una guagliuncella, figurati. Anche questa perché qua. qualcuno ricorderà Lino Crispo, Bianca Sollazzo, ma lei arrivò dopo Bianca Sollazzo. No, e qui è un grande errore che eh. stai facendo, perché Uh. Maria del Monte
nasce prima della Bianca Sollazzo. E stiamo dicendo la stessa cosa, Bianca Sollazza arrivò dopo Ah, di te. scusami, amore mio, ma pensavo prima, Non l'avrei mai capito? commesso Ma tu questo errore. pensavo pure che insomma mi tenga no, un'età, no, e no. quindi allora, perché questo fatto ci tengo a dirlo, sai perciò perché? l'avevo detto. Grazie, sei stata molto carina. Perché tutti dicono Lino Crispo e Bianca Sollazzo. Sì. Bianca Sollazzo è nata con Crispo molti, ma molti anni dopo. Sì. Ed io all'epoca, quando lei poi stava con Lino Crispo, Nel frattempo noi abbassiamo un po' questa colonna sonora. esatto, perché è un poco altina, Un po' più, ecco. brava. Qua. Bene. Dopo di ciò, per ragioni che poi sarebbe troppo lunga, insomma, Spiegare dire, la ci situazione. vorrebbero 3 trasmissioni. Lui si mise con la Sollazzo, ma Sì, dopo anni certo. e anni E e me lo anni. ricordo. Me lo ricordo. E lo dico perché molti sono convinti, lo dico per quelli che non lo sanno, quindi è Lino Crispo e Maria del E Monte. Maria del Monte. Grande successo. Poi andiamo alla prossima Allora, foto. vediamo la prossima che Vediamo ci la dà la prossima. regia. Tu indica con il ditino. Questa? Questa va bene, questa? Ti piace? Sì. Questa non è né teatro, questo è un film che ho fatto di recente, l'anno Sì. scorso, con Alessandro Siani. E questo qua, questo attore che sta vicino a me, è il bravissimo Fabio De Luigi, uno dei protagonisti del film. Benissimo. Perché con Alessandro Siani ho fatto 3 film. Ho fatto il primo che era Amore la seconda volta Non si scorda mai, che poi ci abbiamo un pezzettino e te lo farò lo manderemo vedere. adesso. Poi ho fatto qual è quello che sta facendo all'Augustero, non mi ricordo. Ah, Il principe abusivo. E poi l'ultimo, cioè il terzo, è stato questo qua, Si accettano miracoli. Prossima foto. Andiamo avanti. Prossima foto. Questa qui, Ah, quella lì su? questa è la foto con il bravo Carlo Buccirosso e il carissimo Enzo Cannavale che ci ha lasciato. Sì. Con la prima commedia che ho fatto con Carlo, e si chiamava Le Idi di marzo. Dopo di ciò ne ho fatto altre 6 perché ho lavorato per 7 anni di seguito nella sua compagnia. Sì. Prossima foto. Prossima foto, questa è una foto, si vede Dolores Palumbo, eccola qua, Sì. al teatro Bracco, che io ti dicevo che poi è diventato Teatro Bracco, ed era Affiliata di Vittorio Viviani. Vabbè, poi ci sono state tante altre commedie perché ne facemmo quasi un anno, quindi molte commedie. Vai. Questa secondo me è la più importante. Questa. Questa qua la vorrei far vedere bene. Dovevamo iniziare da questo, ma noi siamo tutto al contrario, non ce ne importa. Ecco Mettila qua. che la possono inquadrare. Ecco. Che Questa cos'è? è Maria del Monte a 5 anni e mezzo. E questo è un matrimonio che si faceva all'epoca sulle case. Mamma mia, Maria, Madonna. Stai raccontando la storia, insomma, proprio Non tutta dello comunque, spettacolo. perché è abbastanza longa. Sì. Questo qua invece è il grande Roberto De Simone. Inquadriamo sempre con la telecamera che loro possono fare il fermo immagine. Roberto De Simone, la gatta Cenerentola. No, ma amore, io ho possiamo fatto- ricordare Roberto De Simone con la gatta Roberto Cenerentola. De Simone, questa foto qua è quando abbiamo fatto Viviani Sì. ed in teatro Sì. e lui faceva la regia. Però proprio con Roberto io ho fatto l'opera buffa del Giovedì Santo, che era un'opera straordinaria che noi girammo per 2 anni. E quindi ho avuto il piacere e l'onore certo, di lavorare è con vero. uno dei grandi, e lo vero. posso dire ad alta voce. Foto velocemente, perché non le muovere, perché loro inquadreranno, ok, le inquadrano va bene, loro. niente, questo è uno degli ultimi film. È stata inquadrata? Questa qua? Sì. Si vede? Penso di sì, si vede Sì. un po' sbiadita però. Allora si prendila vede. in mano. Se si vede sbiadita la diamo in modo migliore. Ecco, Ecco, qua. forse si vede meglio. Sì. Ecco qua. Ecco, vai, fatto. Queste stavamo seduti perché
c'era un poco di riposo e noi facemmo questa foto, Sì. guarda tutte cose. E vabbè. Ecco Sì, qua, con ok. Boldi, Giacomo Rizzo e tanti altri attori. La ragazza è la ragazza Fatima, Sì. molto brava, molto Poi simpatica. che c'è rimasto? Poi c'è rimasto, ecco, questo è un aneddoto molto bello che vorrei Sì. far vedere. Ok. E L'aneddoto- il grande Anthony Mamma mia. Quinn con la moglie. Io facevo uno spettacolo in America che si chiamava Sanremo ieri e oggi, Sì. dove c'era Romina e Albano, Bene. Nilla Pizzi e Oh. Giorgio Consolini, sì. Sì. E io fra il primo e il secondo tempo ero là già mettere. No, io penso che si scassa. Mettiamola di così. Così. Ecco. E tu facevi? Accomodiamoci nel frattempo. E lui venne a vedere lo spettacolo, Sì. pensa, perché abbiamo fatto dei teatri stupendi, anche il Madison Westward, che io non so pronunciare perché Però l'hai non fatto. sono- Non lo sai pronunciare, però l'hai fatto. Sì, l'ho fatto, questo è importante. Abbiamo una diretta e noi è un programma che non prendiamo Ma tu hai dirette. detto che non c'erano No, dirette. solo messaggi. Pronto? Come stai? Ma chi sei? Io penso di aver... Mario. Mario Trevi. Sì. Mamma mia! Madonna. Oh Madonna. Mario Trevi! Tutto bene? Tutto bene Mario, è una gioia ascoltarti. Come no. Anzi, mi fa piacere perché mi fate ricordare tante belle cose. Io avrei che mi ricordo di... Anzitutto perché eravamo molto più giovani. Sì, io però sono rimasto giovane, Mario Trevi. Dice Ma- l'americano bullshit. Mario, Bullshit significa i confessarini. senti, volevo dirti che qua non è che si Tu sente hai bello detto- chiaro, si sente come uno delle seppatane a mucca. Senti, tu praticamente hai detto, io sono sempre giovane. La verità, Gesù. Ma perché non so vero? Allora, l'americano, quando si dice una sciocchezza, dice bullshit. I confessarini. E si può dire pure all'anima la palla. Non lo volevo dire. Va bene, ma non sempre la solita. non è una cosa volgare. Dipende da come Senti, uno... comunque mi fa piacere, mi fa molto piacere fare questa telefonata perché siete due stupende ragazze, Grazie. Ma noi ci- specialmente Cinzia che mi ricorda che faceva mia figlia in uno spettacolo Un professore, professore, è vero. poi ha fatto pure la pagella. La pagella, grande successo fu, un grande sì. successo. Invece se mi A permetti, seguito, invece a me ti ricordo a seguito di caffè. con Telegram. Sei state sempre nel mio cuore. Sta parlando con te. Lo so, capito. Ha detto che ti tiene sempre nel suo Al di là cuore. che sei una bella artista, Grazie. è inutile farti i complimenti, perché la gente lo sa. È inutile che noi diciamo io sono il Papa quando poi non nemmeno lo prende. Mario, scusami se ti interrompo. dopo ci devo Scusami dire se una ti cosa pure interrompo, io, Mario. però. Io volevo farti sapere che questa mia trasmissione, La notte degli Oscar, è dedicata a tutti gli artisti di grande spessore come voi. E che cosa ho fatto? Perché voi vi trovate, avete attraversato alcune generazioni e le ragazze di oggi, secondo me, devono conoscere questi artisti
chi sono stati, cosa hanno fatto e che fanno oggi. Perché i ragazzi non sanno, non sono acculturati Sì. per quanto riguarda questi grandi personaggi. In questo caso parlo di voi, di Mario Trevi, parlo del Monte. È giusto, Mario? Sì, è giusto, però ci sono delle cose che praticamente noi accettiamo anche a malavoglia, ma per stare nel discorso musicale, capito? Dobbiamo accettare certe cose. Vi ho spiegato già, insomma, al maestro Costa, ma comunque per me basta che si parla di Napoli, che si fa qualcosa per Napoli, che si parla della canzone classica moderna napoletana, degli artisti completi napoletani. Ben per me venga. è sempre un orgoglio, perché i napoletani noi siamo napoletani, non napolegni, capito? Ed è giusto così, però la trasmissione, caro Mario Trevi, la trasmissione porta il titolo La notte degli Oscar. Perché? Perché a Napoli ci deve esistere, insomma, una trasmissione come a Hollywood La notte degli Oscar, dove vengono premiati tutti questi grandi attori, registi, premio l'Oscar al film. A Napoli deve essere premiato l'artista per la sua carriera e per la persona stessa. Sì, io secondo me, no, siccome che avevo un'idea molto chiara, quello di fare una scuola di musica informativa sulla canzone napoletana e sul modo di parlare e sullo scrivere napoletano. Perché a me mi viene a ridere quando io per esempio vado fuori a una parte e mi scritto Az, ma come coce. E non si dice Az, si dice azzo, ma come coce. Mario, noi in questo momento ti stiamo ascoltando, ma ti stiamo anche guardando in video. Oh. Sì, sto bevendo. Ecco. Però io devo dire una cosa a questo punto, ragazzi, che Mario Trevi ha il tenusimo vicciariello, però modestamente gli anni ci portammo troppo bella, oh no? Vabbè, lascialo dire alla gente. Senti Mario, Lascialo dire alla gente. scusami, io ti voglio dire solo una cosa che avevo citato, cioè che citavo senz'altro, perché adesso parlavamo anche della sceneggiata e io ho fatto tante sceneggiate con te, da Telegram ai Voglie e quante ne ho fatto, ed è stato un periodo bellissimo. Guarda, Io mi ricordo l'Angela che fece quella bella canzone O Tesoro. Guarda un po', Mario, ascoltami un attimo. Io ci ho scritto proprio qua. Nel 1976 partecipa alla grande registrazione del disco di Mario Trevi e recita nelle sue sceneggiate nel ruolo di primo attore. In quel periodo fa parte della compagnia teatrale di Trevi. Con lo stesso Trevi reciterà nelle sceneggiate A Strignam da me, papà, io Mariola. No, e sono sbagliate. Sono sbagliate perché io con Trevi ho fatto Telegram, papà l'ho fatta, ed altre sceneggiate che in questo momento non mi ricordo, però non è né A Strignete a te, a me e né l'altra. Benissimo. Comunque tutte le sceneggiate che abbiamo fatto sono state bellissime, ma ti dico belle. Io non ho che dire, Mario. Ti mando un bacione grandissimo e spero di rivederti qui alla notte degli Oscar. Grazie. Scusami. Io ti volevo dire. Sì. Auguri a te anzitutto di buona salute. Grazie, altrettanto. Complimenti sempre che sei un artista veramente completa. Grazie. E tu lo sai che io non sono uno che fa le violinate. Lo so. Cinzia, lo sappiamo che è un'artista, è una ragazza molto sensibile quando è in scena e quando è a casa. Vero. Perciò io ti faccio tantissimi auguri. Grazie. Io ti do un bacio grande,
siccome lo dovrebbe dire, va bene che già l'ha detto, che questa trasmissione è molto bella e si chiama La notte degli Oscar. Sì. Quando tu verrai da Cinzia, Per cui lo invitiamo insieme. ma è chiaro, caro aspettiamo signor Mario Trevi, Trevi, perché io poi già fa telefonate e sa che l'ha già Bravo. consegnato. Ecco. Noi ti aspettiamo qui alla notte degli Oscar per dare anche a te l'Oscar, alla tua carriera e alla persona che sei. Quindi, buona trasmissione, care. Grazie, un bacio a te e alla tua famiglia, Mario. Mario, onoratissima di questa chiamata, grazie, grazie, ciao. Buonasera. Grazie a voi e tanti auguri e tanti saluti a tutti gli amici in ascolto. Grazie, grazie Stanno mille. guardando questa bella trasmissione. Grazie. Ciao, ti abbraccio, Buona grazie. serata. Grazie. Ciao grazie. Mario. In bocca al lupo. Che Grazie. crepi sto lupo, che crepi. Che bello, Che eh? bello. Vedi come guardano questa, ecco, il fatto di educare il pubblico in modo diverso. Sì. E io sono forse Caramella, caramella, È bene Mario. tutti anni solo se ne sono vero, e strillo solo se ne sono sento, ma non è acqua, sangue di te, caramella, caramella, se l'amore o contrario da morte, e tu sai, si dimane soltanto speranza, e tu sai, non mi può far aspettare fine di mano, basta mia vita braccia, basta sera, caramella, caramella. sono i nostri applausi per Mario Trevi, grazie, grazie. Oltre- io oltre- in particolarmente sono proprio onorata che è arrivata questa telefonata in diretta. È vero, Una telefonata è vero, è stata una telefonata bellissima, Molto straordinaria, che poi ti dirò, oltre a tante sceneggiate che Sì. ho fatto con Mario, ma ho fatto pure delle puntate a Canale 21, quando uscì Canale 21 Sì. subito dopo, Sì. ma bellissime, bellissime. Io ti porto i saluti di Antonio Ottaiano, che è stata la settimana scorsa qui come ospite. un bacio ad Antonio. Sì. Un bacio. Allora, andiamo con le immagini, è vero? Andiamo con le immagini? Allora, questo grande attore, come vedete, è Peppe Barra, Grandioso. Lo conosci, lo conosci. che io ho avuto il piacere di lavorare con lui con un'opera, diciamo, che si chiamava Mandragola di Machiavelli, Sì. con la regia di Franco Cutolo, e questa è una delle scene della Mandragola. Vogliamo ascoltare l'audio nel frattempo? E San Eusebio, San Vanrazzi, Sant'Anna Mamma Ramarò, San Giacchino Pato Ramarò, Santa Saletta, Saletta, ma non era Saletta, ora per noi, San Vergario, ora pro nobis, Santo Uffizio, ora pro nobis, Aisi no boca luce, Aisi no boca luce, si incappata lì, ora pro nobis, penitenzia e purifica l'animo tuo, parla al frate, e parla al frate. Ma non sta parlando con buia?
alla papà. Come se fosse figliato. Avesse essere una scimmia. Allora questi peccati, figliola. La sgrava. Sapete, forse sto un prego. Aprivo un pozzo riccio. Che faccia levati. È il segreto della confessione. E allora questi peccati? Io non so chi è o pa. Non può sapere. Non so come l'ha già da mettere nome. Perché c'ha molti tanti. Diciamo 8. Salute. Io non volessi far scontentare nessuno. Se volessi un nome che accontentasse a tutti quanti. Allora chiamo Ottavio. Tu niente meno che... Uno giorno. Grande Peppe. Che bello, Grande che bello. Peppe. Marima, ti rendi conto che hai avuto insomma questo onore di poter lavorare con tutti questi grandi Sì, ho personaggi? avuto l'onore e il piacere, ma Hai tanti... avuto una grande fortuna. Sei brava, però in questo mestiere tu sai che ci vuole anche la fortuna. Sì, sì, questo è vero perché non abbiamo citati tutti quanti, ma No, ne sono tanti e ci vorrebbero tanti, altre serate, ma tu ritornerai. Tu Mamma ritornerai, mia. avremo altro da dire. Ma da premettere abbiamo detto prima che Maria Del Monte è nata con la sceneggiata e Esatto. poi dalla sceneggiata ha avuto questa grande fortuna. Andiamo con le immagini? Ma lo sai che i veri attori Vengono dalla sceneggiata? Sì, lo so, lo sapevo. Perché la sceneggiata è una scuola, È si vero. fa la sceneggiata può fare tutte cose È vero, dopo, è vero, ed è vero. È vero. Che succede dalla regia? Vediamo. Ho fatte prima. Io non ci vedo. Allora, Mario Merola. Ah, Mario Merola. E qualunque cosa succeda, sto qua, la paura mia è solo mio fratello Giovanna. E mo vedi che succede, vedi? Non penso che chi gli ha la paura mia. Giovanna che è più piccino, capito? Ma distrutto, Salvatore! Io era così, io sono fatto 30 anni. Io conosco la 40 anni, si stava sempre così. Dimmi una cosa, sono venuto prima con l'ozzo capo e capo a tutte e due. Capa, prima capa. Niente più, manca nada di più. Ma allora tu mi vuoi prendere salami a me? Tu mi vuoi prendere sul canale? Possiamo dire che questo non era a Napoli, dove? No, ho fatto anche Certo. a Napoli le sceneggiate Però con questo Mari, filmato però qua questa viene era da- in Canada, a in Toronto. Canada, sì, a Toronto. Dove ti dico era un successone. figurati Salutiamo di anche Ernesto emigranti. Martucci. Sì, certo, era il mio compagno di viaggio, Sì, Ernesto, sì. che manda un bacione grande, grande, grande. Senti Marima, ti manca qualcosa? Hai un sogno nel cassetto? Guarda, non mi posso lamentare ringraziando il Dio per quello che ho fatto, ma non lo so, guarda, lo sai che non lo so? Non lo sai? Non ci No. hai mai pensato? No, forse non ci ho mai pensato, può Forse darsi. sì. Anche perché comunque tu hai avuto quello che volevi da questa carriera, da Esatto, questo ho fatto mestiere. un po' di tutto. Un mestiere, una professione che poi è una professione non facile. E no, questo è molto difficile, Sì, non molto facile. difficile. Difficile perché bisogna avere la bravura, bisogna essere fortunati Anche. e bisogna anche saper gestire i colleghi.
Ah, bella domanda, da Messo un il dito in milione una di piaga. euro. Sì, sì, è vero. Eh sì. Perché lì poi a un certo punto diventa una grande famiglia e come in ogni famiglia c'è sta il pro e il contro. È chiaro. Però come la insomma famiglia ci sta un contratto e bisogna poi, da famiglia non tiene un contratto. No, no, lì là ci sono dei bisogna contratti e rispettarlo, bisogna sì, rispettare sì. i contratti anche se insomma c'è qualcosa che ti disturba un po'. Ma a me molte volte c'è stato qualcosa che mi ha disturbato veramente, sì. però purtroppo un'attrice quando sta in palcoscenico deve fare l'attrice. Bravo. Quindi ti può disturbare quando vuoi tu, però si li ha fa, li ha fa. Li ha fa. Questo E poi lì ci sono le questo scelte. è il nostro mestiere. Questo è il nostro mestiere. Però io non so, penso che tu lo sai perché mi conosci da tanto tempo, da giù cresciuta. E quindi... Perciò sono venuta alta quanto è te. Eh? Perciò sono venuta alta quanto è te. E Gesù dalla Perché mi mamma è dalla cresciuta. figlia. va. Io per molti colleghi e colleghe forse non sono potuta vedere. Sai perché? No, togli l'artista da mezzo perché si sa che nel nostro mestiere c'è tanta falsità. Sì. Però io non sono potuta vedere forse per qualche altra ragione, perché io come mi vedi così mi scrivi. Sì. Penso, lo hanno detto, perciò mi permetto di dirlo, di essere una persona vera, cioè io che tengo qua o tengo qua. Sì. E non sono una persona che ho mai parlato alle spalle. No, non glielo mandi a dire. Non l'ho mai mandato a dire. E forse È quello per che questo disturba, non mi che gliel'hai vogliono detto bene. direttamente, perché loro sono abituati in modo diverso. Molto Altre immagini? diverso, molto. Ok. Ecco, questo è il film di Vincenzo Salemme, il quale? primo film, L'amico del cuore, che Ah, feci L'amico del cuore, sì. con Vincenzo. Vediamo questa. Faccio la perpetua qua. Ah, perpetua. Eh. E poi mettete tutto sotto sopra. Io metto addosso e mi mettete tutto sotto sopra. Tra poco c'è sta messa. E poi io non capisco. Un incominci il presepe ad aprile, 8 mesi prima. Tu non capisci un fico secco. Ma come fai a non capire che questo non è un presepe normale, ma essendo un presepe vivente rappresenta uno spaccato della realtà odierna? Vincenzo. Ammazzi tutte cose, capo. Che devi fare? Mo incomincia la messa. La devi dire tu la messa? Ieri che la messa? Vai a preparare i paramenti, vai. Ti sto andando. Vai. Ti sto andando. Senti che dici? Dio me ne liberi. Dio mi perdoni, ma la tengo qua. Che Che c'è? ho incontrato Roberto Cordova. A chi? Roberto Cordova. Allora è vero che sta bene? Ma sei sicuro che era lui? Gesù, muoverei che non conosco più a Roberto Cordova. Beh, certo. Io non conosco più a Roberto Cordova. Ho detto è certo che no. E dove stava? Gli tacca sì. E non lo potevi fermare. E che faccio vigili? Sono troppo contento che sia stato su Roberto Cordova, perché per dire che viene a cercare a lui a casa di Michelina, che ebbi la tua conoscenza. Esatto. Evviva Roberto Cordova! Russo, voglio il tuo taxi! Rosso come l'amore. Vai in parrocchia, vai che devo provare. È meglio che me ne va. Va. Se no qua stiamo all'opera d'arte. E tu scendi dalla schiena e ti si Lo prego. Il Il guaratello. Ma parole sembra. Questo era L'amico del cuore. Bello. È stato il primo film che ho fatto con Vincenzo. Poi ne ho fatto anche altri. Amore a prima vista. Ho fatto l'ultimo, quello là, come si chiama? Non mi ricordo. Vabbè, sono quello che tante. hanno fatto a tre, sì, ne sono molti. Ecco. Questo è ecco. bello, vedi? Sì. E come si permette? Io sono una femmina onesta. Mi chiedo scusa signore, non vi conosco. Comunque io non ti permetto di parlarmi con questo tono, chiaro? Santa zitta, credevo che le altre donne non ti interessassero, invece... E invece mi interessa. Non dice faccia. E che certo, io non devo dare certo conto a te, chiaro? Ah già, non devo dare
dare conto a te. Sì che devi dare conto a lei, hai capito? Ma lei È chi? tua moglie. Sì. Ma come chi sono? Lo so, perché all'inizio è tutto bello, Certo. tutto innamoramento. Quando ti fai spaghetti capo marola, lavo, cuce, stira, tanto è bello, tanto. La mogliettina, ma se è fatta vecchia non serve più. Ma vabbè, chi sono giovane? Ah, scusate. Lo sa signore che questo svergognato, questo depravato è un carabiniere? Sì. Maggiore dei carabinieri, si chiama Cipolletta. Fortunato. Sfortunatissimo di avervi conosciuto. No, Fortunato è il nome, signora. A me che me ne importa che non mi fosse. Vabbè. Oh no, mi carabinieri. E come conosco i carabinieri? Ah, frequenta l'arma, sì. Militare, mio marito, fu vigile urbano. E vuole mettere un maggiore dei carabinieri che vigile urbano, vabbè. State a sentire, se avete bisogno della mia testimonianza, non facciate complimenti. Grazie signore. Visto? Signora, se avete bisogno di aiuto, chiamatemi. Non la faccio passare liscia. Non la faccio passare liscia, ricordate sta faccia. Poi ti faccio vedere. Poi ti faccio vedere. Ma ero nuovo. Allora, questa era una scena di amore a prima vista, guarda, bellissima, proprio bella, bella, bella. Che poi il personaggio è talmente che si condiziona, no? Che all'urto non se ne accorge manco che Achille è uomo. Si autoconvince che era una si femmina. Si autoconvince che è femmina. Ho capito. Bello. A Maria. Ok, adesso io canto una canzone e la dedico a te. Che bello, vai tesoro. Qual è? Non suona bambola. Ah, questa canzone è stata scelta per per Gomorra. Ah, Sì, bello. per la serie di Gomorra. Tu la dedichi a me e io, se tu mi permetti, la dedico alla mia cara famiglia. Ok. Alle mie sorelle, alle amiche delle mie sorelle e tutti coloro che stanno in ascolto. Ok, la dedichiamo a voi. Prego. Ma tu viesti una volta e mi lascia sola sola. Tieni sempre scusa buona, tu sei brava a far soffrire. Non sono una bambola che si può rimanere se fai male non ti può rispondere, che bella forma non te ne l'anima. Non sono una bambola che può fare tutto e non sapere collere, ma non ti accorgi che io saccio chiagnere. Tu sei egoista, pensa solo a te. Mezzanotte già passata, tu però non sei tornata. O l'orgia si è fermata, no pallone che la là. Non sono una bambola che si può rimanere in campano mobile, che se fai male non ti può rispondere, che bella forma non te ne l'anima. Non sono una bambola che può fare tutto e non sapere collere, ma non ti accorgi che io saccio chiagnere. Tu sei egoista, pensa solo a te.
giocare saggio chiamare, tu sei egoista pensa solo a te. Grazie. Lo sai perché tu muovi bella facendo una bambola? Perché tu sei una bambola. Ti ringrazio, grazie. Grazie. Tu sai benissimo che io in tutte le mie canzoni ho voluto sempre portare il teatro con me. Questa è bella, chi l'ha scritta? Questa fa parte del disco Caro figlio mio, Ah, dove ci furono quei grandi successi di Maledizione, non suona bambola. È un disco scritto da Casaburi, Tommy Riccio. ah, bella. E approfitto per dire che siamo in lavorazione del prossimo lavoro discografico, che credo che tra un paio di settimane inizieremo. Porteremo l'anteprima di questo disco. Io non sento, che cosa? Ok, ma quella è la trasmissione di non diretta. Ma allora hai fatto apposta che non c'eri nei diretti. Che ne sacci? Vediamo chi è, pronto? Di tu pronto, vai Maria. Pronto? Pronto? Buonasera mamma. Buonasera mamma. E chi è sto figlio? Ma mio figlio in questo momento sta lavorando. Ma pure io sto lavorando. Ah, ho capito. Tu sei il fratello Allora, di mio fammi dire figlio. Esatto, fammi dire prima qualcosa. Intanto voglio dire che Cinzia ha cantato una canzone questa sera dal titolo Non sono una bambola, ma stasera si proprio una bambola. Ma tu hai Questa è capito chi ha dedicata al a te, telefono? cioè ha detto a te, bambole mamma. sono io, no a te. Senti, chi è a bambole di tutte e due? A Ma sai, siete Cinzia. tutte e due, mi riferivo alla canzone. Ah, Cinzia, non ti preoccupare. Beh, hai capito chi ha al telefono? Io avrei che da già combinato. Hai capito chi ha al telefono? Gesù, ci va a zingara. Antonio Tajano. Antonio Tajano. Buonasera. Ciao No, Antonio. io ho Ciao, telefonato- Antonio. Ciao Cinzia. Ciao Maria. ho Nel telefonato frattempo perché vanno era le tue tuo immagini, SMS. Antonio. Mentre parli scorrono le Sì, tue le sto immagini. vedendo, le sto Ok, vedendo, ma mi ok. faceva molto piacere vedere te e Maria. Ecco, così, mi fa piacere vedere voi. Parla con Maria, Io ho vai. telefonato perché era... Sì. Allora, Maria, Sì. io ho ascoltato dall'inizio la trasmissione e credo che ci vorrebbe veramente un Ben-Hur televisivo per raccontare la tua vita artistica. Mamma mia, non dire cose Tu grosse. sei una... Eh, No, io lo dico ma non perché mi pregio di averti nella mia compagnia, di avere la tua partecipazione straordinaria nei miei spettacoli. Sì. Però sai che ci conosciamo da molto tempo, È io vero. mi permetto di chiamarti mamma perché ti voglio bene come se fossi mia mamma. Ma anche per un'altra questa ragione, sera, però. perché Anche per un'altra ragione che Sì, Cinzia però- non sa e poi lo diremo dopo. Ok, però Ok. questa sera, perché sono stato già ospite in questa bellissima trasmissione, Sì. grazie. c'è bisogno di parlare di aneddoti che la gente non conosce Bravo. ed io ne conosco qualcuno. Ah. Vai. Allora, per esempio, negli anni '80 ho visto prima un frammento di sceneggiata con il grande capo, con Mario Sì. Merola. Sì. Negli anni '80 ci fu una tournée di ben 6 mesi negli Stati Uniti e ricordo come se fosse oggi che Merola diceva che negli Stati Uniti l'unico personaggio della compagnia a ricevere gli stessi applausi che riceveva Mario Merola era Maria del Monte. Che bello. E vogliamo fare gli applausi? Beh, ecco. Grazie.
Grazie Antonio. Vai Antonio, Poi, vai. Sei molto buono Antonio, Un'altra ti ringrazio. No, ma è la verità perché qualche anno fa insieme siamo stati ospiti da Barbara D'Urso, sì, a Canale 5. Sì, è vero. E credetemi, ma non lo dico per velleità, perché Maria non ha bisogno delle mie presentazioni, è la storia che parla della sua bravura artistica. Però mi ricordo volentieri che e negli studi di Mediaset, ma anche all'aeroporto di Milano, la gente che si complimentava per lei perché la riconosceva, e questo è frutto di un personaggio che noi dobbiamo essere orgogliosi di avere come figlia di Napoli. Grazie. Bravo. Dunque, viva Maria del Bravo, Monte. bravo. Grazie Antonio, Bravo. tu sei sempre squisito nei miei riguardi e io ti stimo e ti voglio bene perché veramente sei un ragazzo serio. Sì. È un ragazzo che dice Grazie. quello che pensa, un poco come a me, e forse non ci possono vedere per questa ragione che dicevo prima a Cinzia, no? Se tu non sai, questo signore artista Antonio Ottaiano ha fatto il militare con mio figlio, hai capito? E quindi perciò mi chiama mamma, perché la Cinzia. maricera Aspetta, io ti racconto una cosa. Quando mi sono sposato nel lontano 89, invitati al mio matrimonio, oltre che come artisti, proprio invitati, È vero, c'era è la vero. signora Maria del Monte con Lino e Crispo. Lino Crispo. Ecco, vedi? Poi fecero lo spettacolo loro e ad un certo punto Maria disse: lo sposo ha fatto il militare con mio figlio. Meno male che non l'hanno fatto, in tempo di guerra, così no come la vinceva ma la guerra. Comunque è bellissimo questo salotto. La Grazie. notte degli Oscar di Cinzia Oscar, veramente, a parte me che sono il più giovane che sono intervenuto, sta dando lustro a chi realmente conta nel settore musicale e teatrale della nostra terra e della nostra cultura. È questo Brava quel- Cinzia. Bravo, questo voglio Bravo fare, Antonio grazie. Ottaiano. Questa è la mia intenzione, Antonio, questa, perché sarebbe Adesso facile. fammi dire l'ultima cosa. Sì. Dal 25 marzo, perché ti stanno prendendo un sacco di gente e per me è pubblicità, dal 25 marzo saremo al Teatro Troisi, di l'avrei Fuori detto Rossa io dopo. con... E allora dicelo tu, Mari. Ma no, tu pensavi che io forse mi dimenticavo, ma io non dimentico. Dal 25 marzo lo so. stiamo al Teatro Troisi con una delle più belle sceneggiate, E figlie, Bella. so piezzecore. Dove Questo è il titolo, perché poi la verità i figli sono pezzi disgraziati. va bene, però noi siamo sempre i genitori purtroppo, che li ho fatto. E li vero. amiamo, li amiamo. Viva Maria del Monte, Viva Antonio viva Cinzia Ottaiano. Oscar, viva Napoli. Allora, Buonanotte a tutti. grazie Antonio. Antonio, scusami se ti interrompo. Dimmi. Volevo riallacciarmi al fatto della trasmissione. È questo che sto facendo. Cioè sarebbe facile portare una trasmissione una volta a settimana con un programma dove poi inviti tanti amici, tanti colleghi. Certo. No, io sono in cerca proprio di quei personaggi che conoscono il teatro, quegli personaggi che veramente è giusto dare l'Oscar, perché questo Oscar è simbolico, insomma, tra virgolette. È un Oscar simbolico che va dato all'artista e alla persona stessa, perché l'Oscar non va dato soltanto all'artista per quello che ha fatto. Poi pure che Maria ha fatto tutte queste belle cose e io la voglio premiare per un'altra ragione stasera. E io ti ringrazio. Come a Ottaiano io l'ho premiato perché comunque è uno che porta ancora Avanti, sì. porta avanti La sceneggiata. Mario Merola. È vero. È quello che rappresenta Merola. È vero. Senza nulla Grazie, togliere a grazie nessuno, lo ripeto, senza nulla togliere a nessuno. Però Antonio Ottaiano è quello che porta ancora poi- la e poi sceneggiata, voglio- porta ancora il discorso di Mario Merola. E e voglio tutto. anche aggiungere una cosa, che Ottaiano è una persona veramente di grande valore, perché tutto quello che fa lo fa sulla sua pelle. Sì.
Quindi questa è una cosa molto ma molto importante. Ma Antonio, scusami, Maria, però già c'è una cosa che mi spero che Antonio non sa, si sentono. Chi le tiene pure i soldi però? Chi è? Antonio. Io so, ce ne non so. Lo sai? E poi ogni sempre mi sei. Ogni sempre mi sei. Non o mi fai te ne buon audio te, zitta. Voglio aggiungere c'è stato un disturbo al canale che all'improvviso non si è sentito l'audio, meglio così. No, comunque aspetta, scusami Antonio, voglio dire anche una cosa molto importante. Questa sceneggiata di Antonio Tajani e figlie, oltre a lui logicamente abbiamo altri attori e attrici bravissimi, come il grande Antonio Buonomo. Oh Madonna! Oh Madonna! Che fa parte della nostra compagnia. Che sarà mio ospite. Sì. E quindi poi c'è Mario Buonomo, Aterrano, poi ci sarà Ernesto Martucci, c'è il grande Mario amico Aterrano. mio, e mi vuoi fa parlare o dici tu? Ma chi se venisse che si mette ghiaccio? Uno per ciascuno, abbiamo pigliato gol. Allora, io dico Antonio Buonomo, tu che dici? Ernesto Martucci. Tu che dici, Mari? E io dico Mario Aterrano. E tu che dici, Andò? E io dico la partecipazione straordinaria di Maria del Monte. Oh! Poi c'è anche Patrizia Masiello, gli altri nomi Antonio non li dico perché non me li ricordo. Patrizia Masiello, Taila Orefice. Taila. Scusami, devi scusare perché non mi ricordo. Luigi Orefice, Ciro Meglio. E questi siamo. Pochi Andò, ma buoni. Andò, prima che vai via, live, mi fa cantasse un poco. Era la canzone. Ma sono innamorata di te. Troppo maggiarieghi. Come posso dire, se tu appartieni, come gli amici. Cinzia, però devo dire una cosa. Aspetta. Prima che parli. Tu non ne parlare in generale. Mi sono innamorata di te e tutte e due. Ecco, mo stai parlando buono. Ecco. Però chiudo così artisticamente. Quando hanno scritto Ucce che ragionata, secondo me pensavano agli occhi di Cinzia, perché Cinzia sul palcoscenico ragiona solo con lo sguardo. È vero. Grazie Andò, grazie. Buonanotte a tutti, viva Maria del Monte. Ciao Antonio, un bacio grande. Io devo darti questo Oscar, anche se è simbolico come Oscar. L'Oscar lo do a te perché? Perché sei stato bravo a dare voce al grande Mario Merola, in tutti i sensi. Grande complimento, ti ringrazio di vero cuore. Gli hai dato la voce. E la cosa più bella che io posso sentir dire è quella che hai detto tu. Grazie di cuore. Ma le motivazioni sono due. Allora, tu hai dato voce al grande Mario Merola e ne sono orgogliosa di questo, che l'abbia fatto tu. Grazie. E l'altra motivazione è perché ti sono grata che sei uno dei pochi, se non l'unico, che porti ancora avanti il teatro napoletano. Grazie Cinzia, grazie di cuore. Non ho parole, dico solo grazie. A casa non voglio fare buffone, ma tengo pianoforte a casa. A casa sul pianoforte metterò questo tra i cimeli più cari che ho, e la mattina quando mi sveglio, quando lo guardo, penserò alla tua arte, alla tua ospitalità che mi hai dato e all'affetto che hai dimostrato di avere nei miei riguardi. Ti voglio bene. Avuto l'affetto lo so. Ammirazione e affetto e stima. Ti ringrazio, e altrettanto da parte mia. Cinzia, Oscar, vi saluto dicendo questo, poi mi faccio la mia passerella alla Maurizio Costanzo. Però non andare via dopo, fuma di una sigaretta, perché Cioè, dedico ti quella aspetto. canzone a tua mamma. Ah sì, si può fare. Certo, l'hanno trovata. Oh, sì. che bello. Sì. Voglio solo dire una cosa, che
A Napoli, per quel che riguarda la musica e anche il teatro, quel teatro che a noi interessa, perché altre forme di teatro, per quanto belle e di rispetto, per l'amor di Dio, noi poco ci abbiamo a che fare, noi abbiamo a che fare con quelle cose viscerali. Cinzia Oscar, se vogliamo definire l'arte in gonnella, è targata Cinzia Oscar. Grazie a tutti, buona serata. Grazie. Antonio Tajano. E si ritorna qui in diretta. Allora io parlo con la regia. C'è anche un promo, scusa, c'è anche un promo con D'Angelo, vero se non erro? Sì, è un film con Nino D'Angelo. C'è un'altra sorpresa, allora tutto... a questo punto io non canto perché la serata è dedicata proprio interamente a Maria. Pronto? Pronto? Sì, chi è? Pronto? Pronto? Ma chi è? Sta folle stasera in tuo telefono? È Gesù. Pronto, mi sentite? Sì, forte e chiaro. Allora, buonasera, innanzitutto buonasera a Cinzia, la mia cara Cinzia che io conosco da tantissimi anni. Io mi chiamo Antonio Buonomo. Ma no, non l'avevo conosciuta. Allora, tra le altre cose, saluto te Cinzia e ti mando un bacio forte, perché ho dei ricordi stupendi di te e quindi non ne abbiamo manco avuto il tempo di parlarne poi nell'altra trasmissione, no? È uno. E ti faccio i complimenti per come conduci Grazie. E per la tua voce, tra le altre cose, e per come interpreti determinate canzoni. Grazie. È uno. Poi vorrei salutare la mia cara sorellina. Sorellona. Chi si invece del fratello? Dico sorellina perché già sapete, no? Sorellina mia, questa gigantone della mia sorella, Maria del Monte. Un bacio forte. Grazie Antonio. E quindi dopo un po' di anni saremo insieme, grazie a Dio, un'altra volta. Dopo un po' di anni. E questo poi mi riporta indietro con gli anni, quando io ho iniziato proprio con lei e facevo il varietà. Chi sei nato figlio mio e quando ne tengo? Allora, poi vorrei anche salutare il mio grande amico che io ho rispettato sin da ragazzino e lo rispetto ancora oggi che ho 65 anni. Il grande Mario Trevi. Amico nostro. Allora, scusatemi, mi sentite bene? Ti ascoltiamo un amore, ti sentiamo. Sì. Allora, volevo salutare questo grande amico mio, questo grande artista, dove io ho iniziato davvero con lui, ho avuto degli insegnamenti non indifferenti e quindi gli mando un bacio forte, anche a lui e tutta la sua famiglia, perché tra le altre cose ci sono anche i fratelli che cantano. Certo. Ma io ho avuto insegnamenti non indifferenti da Mario Trevi. E poi vorrei che questa trasmissione l'ascoltasse anche naturalmente la signora Mirna Doris, che io saluto tanto caramente, se riesce a sentire, e casomai qualche persona che le è vicino, casomai le farà sapere che io le voglio davvero tanto bene e non la vedo da parecchio tempo. Anche noi. Poi so che naturalmente il prossimo sabato ci sarà un altro mio collega e amico, grande amico mio, il signor Pino Mauro. Ecco. Sì, ci sarà anche Pino Mauro, sì, che racconterà il suo libro La sfida. Io comunque gli mando un bacio forte, un abbraccio calorosissimo e gli voglio un mondo di bene. Io voglio bene a tutti quelli che naturalmente io ho iniziato con loro, devo dire la verità, e comunque tra le altre cose l'amico mio Antonio Tajano, che io conosco da piccolino,
e quindi sta facendo delle belle cose e io ho avuto il piacere adesso di collaborare con lui da parte mia e da parte anche della mia compagna Patrizia Masiello, che saluta caramente anche Maria Del Monte. Anche E io saluta un bacio. anche te. Anche io le do un bacione. Mi associo. Grazie, va bene, d'accordo. Non vorrei adesso prendermi tanto tempo. Ragazzi, io vi amo, vi sto vicino come sono vicino a tutti i miei colleghi, d'accordo? Che passeranno per questa trasmissione che ha inventato la Cinzia Oscar, che io stimo, voglio bene tanto e vi voglio bene a tutti, ok? Antonio, E poi, promesso scusami, che dovrai percorrere questo tappeto perché dovrai venire a ricevere questo Oscar. ma sarà un grande onore per la seconda volta, ti giuro, è stata una cosa veramente molto bella e molto emozionante, tra le altre cose. Antonio, E io poi volevo farti una l'Oscar domanda. che mi hai dato, Cinzia, io l'ho messo tra i miei cimeli, fra le coppe più importanti, fra diciamo così, i miei ricordi più belli della mia infanzia. Antonio, volevo farti una domanda. Sì. Secondo te ti piace insomma quest'idea di raccontare al pubblico di questi artisti? Perché io prima ho detto che comunque voi avete attraversato più di una generazione e i ragazzi d'oggi insomma magari non sono nemmeno consapevoli a volte. Ecco, e questo è il messaggio. Perché, Cinzia, mi senti? Riesci a sentirmi? Ti ascolto. Pronto? Ti ascolto. Mi ascolti? Ok. Sì. Allora, volevo dire, io sto combattendo proprio questa cosa qua, la sto combattendo con tutte le mie forze e con tutta la mia passione, perché innanzitutto questo è un mestiere che si fa, innanzitutto si deve sentire dentro, è sacrale. E poi si fa col cuore e con la grande passione. Poi tra le altre cose i giovani devono sapere che la nostra canzone, cioè la canzone classica napoletana e il teatro popolare della canzone sceneggiata ha varcato gli oceani senza mezzo di trasmissione, assolutamente. Questo i giovani, i neomelodici lo devono sapere e io combatterò fino all'ultimo questa cosa, perché tu hai detto la cosa giusta, devono essere consapevoli di quello che fanno, perché quando si è parte, diciamo, integrante di questo ambiente, cioè la canzone, devono prima innanzitutto vedere la canzone classica napoletana che cos'era e attraverso i testi della canzone classica napoletana poi andranno alla canzone classica contemporanea, tipo per esempio Nabruna, Indifferentemente e tutte queste cose qua. E allora io ti auguro, Cinzia, che naturalmente tu potrai insegnare a questi ragazzi, tu sei all'altezza di poterlo fare e la signora che hai vicino, la signora Maria Del Monte è una garanzia tra le altre cose, e anche lei potrà insegnare, cioè che cos'era il teatro popolare della canzone sceneggiata, perché questa parola sceneggiata negli anni 70, e io non faccio nome per carità, ci mancherebbe altro, è stata sporcata. Allora, no, non mi permetto assolutamente, non vorrei assolutamente ne offendere nessuno, però quando adesso si dice sceneggiata, le persone con la puzza sotto il naso che poi dicono che amano il teatro, allora girano sto naso per dire la sceneggiata, ma per carità, no, non è vero assolutamente, è stata sporcata durante un periodo, poi quando si è ripreso in mano i copioni della Cafiero Fumo, cioè il vero teatro popolare della canzone sceneggiata, allora si sono resi conto che naturalmente il nostro teatro popolare è quello che vale. Antonio, è stato chiarissimo quello che hai detto, noi ti ringraziamo per questo contributo telefonico che ci hai dato. Ti abbraccio, un bacione.
Anche Maria ti saluta, ciao, ciao, Un bacio forte a Maria del Monte, a te e a tutti quelli che naturalmente ti telefoneranno e prenderanno parte in questa trasmissione. Un saluto a Mario Trevi, un saluto caro a Pino Mauro, un bacio e Antonio Ottaiano, ciao, ti abbraccio. E ad Antonio Ottaiano. Ciao, ti aspetto. Ti aspetto qui, ciao. Ciao Antonio, ciao, un bacio. Ciao. Si sente poco qui in studio. C'è un altro contributo. C'è una leggera perturbazione su Pozzuoli che si sta spostando piano piano verso Mondragone con possibilità di pioggia allicola, ma non ti preoccupare, la temperatura è cavera. Mamma, calda, si dice calda, no cavera. Siamo nel 2000 e tu ancora tieni il vizio di stroppiare le parole. Come papà ieri sera al ristorante. Fate dal ristorante? Non ti allarmare, ha pagato l'avvocato, come al solito. Perché? Che è successo al ristorante? Era pieno di gente. Il cameriere si è avvicinato al nostro tavolo e ci ha chiesto che volete, spaghetti o penne al ragù? E indovinate vostro padre che cosa ha risposto? Che ha risposto? Vediamo queste o penne al ragù come sono. Ridete. Indovinate per secondo che cosa ha chiesto? Una bistecca di ferro, non ai ferri. Il cameriere la guardate e volesse vedere proprio come ve la mangiate. Sono scappato fuori dalla vergogna. Uè intellettuale, tu prima di vergognarti ricordati che se ti sei preso il diploma di terza media lo devi a quell'ignorantone di tuo padre. Stavate parlando di me. Male? No. Dico beh, grazie per l'ignorantone. Tu non capisci proprio niente. Io sono l'unica che ti difende. Gli tocca a te. Ma dove stai? Da signora a fianco. Ha telefonato mia sorella dalla Germania. Finalmente hanno trovato lavoro. E suo marito e figlie. Ma fa piacere. E come stanno? Buona assai. L'unico problema però è che c'è una televisione che parla tedesco. E Beautiful non si capisce. No, e dammi la televisione nostra, quella parla italiano, così facciamo due cose buone. Loro capiscono Beautiful e noi abbiamo un guaio di vita. Donna Filomena, quello che mi chiedete dal punto di vista ecclesiastico non esiste proprio. Don Capillo, voi non vi potete proprio rifiutare. E che modi sono? Lo sapete come dice Gesù? Certo che lo so. Date da mangiare agli assetati e da bere agli affamati. È tutto il contrario, mamma. State zitto. Aveva ragione. Don Capi, guardate i figli miei. Più affamati di loro. Ma dove li trovate? Donna Filomena, qui non è questione di fame, è questione di fede. In passato io vi ho sempre appoggiato, ma la religione non è uno strumento che si può usare a vostro piacimento. Io non ce la faccio più, mi sento il cuore che mi scoppia, ma vi devo dire no e no. Io tenevo tanta capelli. Questi capelli che me l'avete fatto perdere voi per i vostri guai. Andate. Vabbè, nelle vostre preghiere ricordatevi di Don Capillo. Andiamo giù, mamma. Andiamo. Avete sentito che ha detto mio marito? Venite da questa parte, i ricchi di qua. Questo... Non ci sono parole, Maria, non ci sono parole. Questo era il film di Nino D'Angelo che fece all'epoca. Titanic, sì. La parodia di Titanic. Di Titanic. Ma era veramente bello, guarda, sto un coppa a nave che sto un coppa all'anno. È bello. Molto molto bello, e c'erano un sacco di attori e attrici. Tutti questi cammei che tu hai visto, hai detto, c'era Aurelio Fierro, non solo Aurelio c'era Fierro. lui, c'era Montecorvino, ci stava Gragnaniello, ma tanti. Ho intravisto anche un amico mio, Peppino Di Bernardo. Quello facevano i figli miei, ragazzi. Che bello, Sì. che bello. E fu Nino D'Angelo a chiamarmi, la verità fu molto carino e molto bello, perché io stavo in tournée con De Simone e lui chiamò a casa, no? E c'è un piccolo aneddoto sfizioso che rispose mio marito Carmine, e lui disse: pronto, sono Nino D'Angelo, e quattro notte. E mio marito disse: e io sono Sofia Loren. Perché non ci credeva, no?
e chiese di me, e mio marito disse: guardi che in questo momento si trova sulla nave, quindi il cellulare non piglia, se la vuoi la devi chiamare domani mattina. E lui alle 6 del mattino, appena arrivammo a Palermo, nell'hotel, appena arrivato, lui mi chiamò e mi disse di questo film. Senti Maria, io devo farti una domanda. Sì. Ma tu, l'amicizia per te, che cos'è l'amicizia? Ah, mamma mia, che bella cosa, che rita. L'amicizia per me è una cosa sacra, perché la vera amicizia è quella che le persone ti vogliono bene, te le senti vicino al momento che hai bisogno e tante altre cose. Io sono stata fortunata perché nella mia vita non è che ho avuto tanti amici, ma insomma, perché in questo ambiente, come tu sai, io penso che gli amici sono pochi, sono più conoscenti che tu frequenti lavorando. Io appunto, parlando di questa amicizia, veramente ci tengo tanto a mandare un saluto e un bacio grandissimo a due veri amici miei. Lui si chiama Antonio e lei si chiama Pina. Io vi voglio tanto bene, perché siete veramente gli amici che io ho sempre desiderato di avere. Vi voglio tanto bene, grazie, un bacio grande. Che bello, che bello. Ultimo contributo, e poi andremo ai messaggi. Chi è? Non ho visto nessuno! Ma chi è? Signora? Che vento? Ve ne andate? Non sto arrivando, dove me ne vado? Ma chi è? Il portiere? Che portiere? Signor, non mi vedete come sto vestita? Giacca, cravatta e a borso portiere? No. Sono dell'agenzia immobiliare. Ah sì? E prego, accomodatevi. Non lo sapevo. Prego, prego. Grazie. Chiudo la porta un attimo. Sì, Un momentino, chiudete la porta. Signora? Che dove andate? A chiudere la porta. E sta qua, dove andate? Ah già. Qua, Sì. Qua, sì, qua. Stavo un poco distratto. Scusate, da questa parte, prego. Faccio strada. Piano, piano. O pizzica, cercate di non vi fa male. Contessa? Ci sta il signore delle case? Ah, buongiorno. Salve, contessa d'Avanzo. Buongiorno, accomodatevi. Grazie. Bene, volevo chiedervi subito, voi avete dato un'occhiata alla pianta catastale? Volete un bicchiere d'acqua minerale? Subito. Marinella, un bel bicchiere d'acqua per questo signore. Sì. No, vi ringrazio, non voglio l'acqua minerale. E almeno un poco di caffè lo dovete accettare. No, veramente mi mettete... Ci offendete? Accettate un goccetto di Vinsan? Vinsanto? No, grazie, non è il caso. Me lo vedo io. Beh, da come ho capito, voi siete intenzionati a vendere. Noi non vogliamo pretendere. L'appartamento mi sembra che sia circa di 300 metri quadrati, quindi potrebbe essere un ottimo investimento. No. Prego. Marinella, devi offrire questo bicchierino al signore. Davanti a te. Sì. Signora, sto qua. Signora? Sì. Sto qua. Ho visto. Di qua. Cataratta. Ma non è questione di carattere, è che proprio non ci vede. Prego. Signora, sto di qua, però non bevo in servizio. No, capito? mi dispiace, ma dovete proprio accettare. Questo è Vinsan. È buono, poi faccio vedere. Io volevo far vedere una pratica. se era Soltanto possibile. sapete che cos'è? Questo è Vinsan. Va in testa. Scusami un attimo, devo chiedere una cosa a Maria molto velocemente, poi andremo con i messaggi e siamo arrivati al punto, anche perché è stata ricchissima questa trasmissione. Io non canto perché insomma il materiale che ha portato Maria è tanto, hai un grande curriculum va bene, ed è però a giusto me così. dispiace. No, assolutamente, dopo andremo con i messaggi, ma ti devo fare una domanda velocemente. Sì. Tu hai lavorato con tanti comici, Tanti. ma chi è proprio che ti è rimasto nel cuore in modo particolare? Allora, velocemente che andiamo ai messaggi. tu sai che la mamma tiene i figli e Sì, i figli sono sono tutte tutte uguali. brave, sono Sì. tutte uguali.
però tra tanti comici io stimo e voglio bene a tutti quanti. Come si dice, però più picceril è sempre quello che ti rimangono un po' che più. Io più picceril per me è Alessandro Siani. Vai. Perché voglio dire una cosa molto importante, a parte l'artista, ma se tu sapessi Alessandro Siani, la persona umana che è, secondo me non esiste nessuna. E tu giuro dici su Dio, che dovrebbe essere io non più... dico bugie perché Sì. a me mi sono state raccontate delle cose di Alessandro, non da lui, dalle persone che hanno ricevuto del bene. Per cui hai ad potuto Alessandro. apprezzare ancora di più questo e perciò ragazzo. voglio bene Alessandro non solo Siani. artisticamente ma A anche parte umanamente. l'artista, ma Andiamo ai proprio messaggi, come vai. persona. Messaggi. Velocemente, Imma. Sempre e solo grandi emozioni riesce a regalarci. Saluti da Maria di Napoli. Grazie, vai. Grande Grazie, Maria. serata con due grandi donne, Cinzia e Maria. Baci ad entrambe, Salvatore da Ischia. Grazie, Salvatore. Ciao Cinzia, sono Raffaella da Versa. Ti seguo sempre, ti stimo molto, sei grande. Bacio a Maria. Grazie. Ciao. Io saluto Maria Rosaria con Francesco e Salvatore. Un bacione da parte mia, vai. Mi Imma. associo. Bene. Ciao bellissima Cinzia, sei bellissima con quest'abito e sempre con i capelli sciolti, stupenda come sempre. Un bacio alla grande Maria del Monte e un bacio e un abbraccio a te divina, da Marianna del gruppo Oscar. Grazie, il gruppo Oscar è un gruppo frate, sora, cainate. Un bacione anche da parte mia, anche per Antonella del gruppo Oscar, e un bacione a Tony Manzella con Patrizia e il piccolo Marco. Vai. Mia carissima amica, mio idolo, mia gioia, non esiste impegno che possa farmi perdere questo appuntamento. Sei sempre più bella e la tua bravura sa regalarmi ogni volta emozioni speciali. Ti guardo e ti ascolto senza perdermi un solo minuto, con ammirazione infinita. Ti voglio bene, Antonella del gruppo Oscar. Un saluto alla grande Maria del Monte, grande attrice. Grazie mille. Grazie ragazze, grazie. Imma, vai velocemente. Sono queste le immagini che amo tanto vedere, che mi regalano emozioni forti. È bello vedere Maria del Monte, complimenti a te Cinzia, sempre bellissima, ti voglio bene. Teresa del gruppo Oscar. Non esce mai sul gruppo Oscar. Vai così, altrimenti non possiamo dare spazio agli altri amici. Altro che Massimo Ranieri, io sto guardando voi. Un bacio a Maria e salutami Alberto, Nando Iannuzzi. Grazie anche a te, un bacio grande. Nando Iannuzzi, grazie, un bacione. Grazie. Ciao Cinzia, sono Toni De Simone da Licola Mare. Ti volevo dire sei una grande divina, ti voglio bene. Salutami Maria. Ciao. Ciao. L'ha salutato, Maria Ciao, ti ha grazie, salutato. sì, ho sentito. E l'Elit, grazie. Sì, in me una vabbè, volta, chi l'è due capace volte. di pigli gol? No, ci mando anche un bacio. Vai. Ciao Cinzia, sono Carmela, sono stata una tua fan. Comunque mi puoi dedicare, figlio mio, e la voglio dedicare a mia nipote Carmela. Ok, per quanto riguarda le canzoni ne parleremo la settimana prossima, perché stasera è stata una trasmissione ricca di tante emozioni. Vai Imma, grazie. Ciao Cinzia, sono Toni De Simone da Licola Mare. Ti volevo dire sei una grande divina, ti voglio bene, salutami Maria. Ciao bella. Aspetta, ti saluta Mari, rispon. Ha capito, ma si sordi, ci Vai Imma. Tanti saluti a voi, belle entrambi, da Marilu di Acerra. Ciao Marilu. Ciao Marilu. Imma, velocemente. Buonasera Cinzia, sei sempre una bambola, ma stasera ti sei superata. Vabbè. Grandiosa, baci a te e a Maria del Monte, da Lucia, Enzo e Enza dal Vasto. Un bacio Grazie. grande a voi. L'ho detto, l'ho detto. Ti ha salutato, sono io testimone che l'ha detto. Un altro messaggio e poi andiamo alla premiazione. Grande serata con due grandi donne. Saluti a voi, Mario da Napoli. Ciao Mario, e chiudiamo in bellezza con Mario. Se tu mi permetti un saluto lo vorrei fare anche a mio figlio. Certo. Ci mando un bacione grandissimo e poi voglio salutare che ho dimenticato un compagno di lavoro
che da anni ho lavorato con lui e si chiama Benedetto Casillo. Ciao Benedetto, un bacio. Bacione anche da parte mia, Benedetto. Tuo figlio come si chiama? Massimo. Massimo. Allora, io ringrazio Lian e tutti i cameraman e il maestro Alberto Costa per questa grande riuscita di questo programma. Sono Veramente, orgogliosa. guarda, io ti devo fare i complimenti perché è veramente bello, senza retorica. Mari, No, ma è vero, tu sei una no, se devi fare i complimenti per la trasmissione, rille, se no te ne vai e non li rit. Gesù, io sto dicendo, Ah, ma stai no, dicendo? secondo me sta guaglione soffre un po' con le orecchie. Perché io che cosa si fa le ritte? Ma mi stai prendendo in giro? No, Non no, capito. ma la stai dicendo, mo lo dici? No, quando me ne vado. No, perché dillo, non ma dico. poi te ne vai e non lo dice. Allora si No, dice. e quando me ne vado a casa non lo dico. Dilli, Allora io voglio ringraziare innanzitutto a te perché sei straordinaria, a parte l'artista, sei una cara amica mia, sei molto molto brava. Tu riesci, momento ancora già Ferni, riesci veramente a trasmettere quel sentimento e quello amore. E quindi tu ne hai tanto di amore da dare agli altri. Io ti auguro una felice, con grande gioia, non posso parlare più perché mi sto emozionando. Ti auguro innanzitutto tanta salute, che quella è la cosa più importante. E poi ancora tanto successo, quello che meriti veramente, perché sei una bella persona, a parte l'artista. Grazie. È arrivato il momento della premiazione, dell'Oscar. Allora io ho detto che l'Oscar va dato alla carriera, va dato alla persona stessa. Io quest'Oscar stasera avrei tante ragioni, tante motivazioni proprio per dare l'Oscar a Maria Del Monte, ma mi viene proprio dal cuore, credetemi, no? Perché noi a Napoli siamo abituati a fare una grande trasmissione quando il personaggio non ci sta più. Ma perché non bisogna parlare, raccontare e dire ai giovani che quei personaggi grandi di una volta ci stanno ancora, fortunatamente ci stanno ancora, e proprio perché lei c'è, lo faccia adesso, non quando non ci sarà più. Mi viene dal cuore, a nome di tutti gli artisti napoletani. Maria Del Mo, tu devi avere l'Oscar o i Cannes. Grazie. Grazie Maria. Grazie. Però mo devo chiudere, non possiamo chiudere piangendo, no? Voglio dire che questo Oscar, no? Pure io tengo pianoforte, non solo Antonio Ottaiano, e quindi lo metterò sul pianoforte. L'ultima parola da essere sempre a tu. Gesù, allora perché faccia la comica? Non ho capito. Grazie Maria, ciao! Ciao! A questo punto io vi saluto, sono stata felicissima, come ogni sabato. Stasera c'è stata un'emozione in più perché ci sono stati i fattori che hanno contribuito a questa grande trasmissione, a questa grande mia emozione. Io ringrazio Don Vittorio, la signora Anna, Lian
il maestro Alberto Costa, per la grande riuscita di questo programma. Vi do l'appuntamento alla prossima settimana, a sabato prossimo. Volevo scusarmi con tutte le persone che hanno mandato i messaggi e non sono stati letti, ma verranno letti la settimana prossima. Scusatemi, ma la trasmissione era troppo rossa. Spero che sia stata di vostro gradimento. A sabato prossimo. Ciao!